Gianfranco Beckerle, eccolo qua. Gianfranco Beckerle della JB Consulting Investment, Advertising, Private Banking and Communication, anche da sport. Su ordinazione, visto il periodo, facciamo anche le fritole ai galani e noleggiamo anche i vestiti da carnevale. È stato per recuperare la sfilata, dai, non è che è proprio il periodo. Noi siamo come i pulsi sui cani, ci saltiamo in groppa alle occasioni. Quindi, sapete anche che ci appoggiamo a una grande realtà finanziaria del gruppo BNL Piripì Parapà, Teri Toti, no, Taratata. Ma stasera volevo parlarvi di un nuovo servizio che abbiamo messo in piedi. Non so se avete sentito la nuova la novità dell'Agenzia delle Entrate in tema di controlli fiscali, cioè la possibilità di avviare accertamenti sulla base di quello che pubblicate sui social network. È vero, è vero, certo. è vero. Ad esempio, fai cagone su Facebook. Ecco, meglio di no a questo punto, giusto? Bravo, e pubblichi foto di vacanze, cene, festoni, maccheroni che aspettano, scarpe da 300 euro, braghe da 400, borsette che costano come una cornea, magari metti post del tipo ciao poveri, è vero che c'è qualcuno che fa il fenomeno, oppure cosa ne pensate vi altri poveri del champagne, oppure a vi altri la Costa Smeralda, a vi altri la Costa Massa, oppure ehi poveri, guardate che è il caviale, no balini dell'otto. ecco, tutte queste frezzatine qua, attenti a metterle. Esatto. Perché oltre a tirarti dritto una scamionata di vai a cosare sulle ortighe da parte dei poareti da tastiera, vi tirate anche l'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, che potreste cattarvi su Facebook la notifica Agenzia delle Entrate ha iniziato a seguirti, hai capito? E magari ti suona il campanello anche il postino che ti dice ci sono rogne per te. Questo potrebbe essere il scenario prossimo venturo per i cosiddetti caghetta da tastiera. Mani altri della JB Consulting e Communication, siamo come ICB. Cioè? Sempre con le antenne alte. E abbiamo subito nasato una grande opportunità, mettendo a punto un servizio per aggirare gli eventuali controlli da parte del fisco e tornare a dichiarare tranquillamente un reddito da lavaveri ai semafori. Capito? In più però vogliamo dare anche un'opportunità di guadagno ai pitocchi che non hanno tante fonti. Ecco, questo potrebbe interessare. E il servizio si chiamerà Poareto Life Experience. Scusi, può ripeterlo? Poareto Life Experience. E in cosa consiste? E in cosa consiste? Si staranno dimandando i vostri telespettatori sul divano finché si grattano chissà in dove sotto una quertina abitata da colonie di acari grosse come Chihuahua. È tutta impataccata di sugo e di minestrone. E in cosa consiste? Allora, abbiamo messo in piedi un sito simile a quelli di incontri dove però invece di esserci gnocche e vigliacche si esprime in modo più elegante, quelle lì che vi maiano il cotto al cruo, ci sono dei poaretti che affittano direttamente la propria vita a un fioretto. Ma dai! Per una o per 6 settimane. Affitteranno la casa, i vestiti, la macchina, la loro situazione economica, volendo anche la suocera, hai capito? Tutto quello che ci va drio. Quindi cosa succede? Da fioretto, viziato sui social, ti catterai a condurre una vita da porocampo e la posterai sui social, in modo da da bypassare, diremo, eventuali controlli del fisco. Per esempio, prima mettevi una foto di piatti con dentro cagadine, tutte robette gourmet del ristorante stellato, con di fianco magari un flute di champagne. Adesso ti catterai a mettere piatti di minestrone, magari con le codeghe della trattoria dalla Onta e a fianco magari un gotto di vino da vassello. Prima postavi foto sulla barchetta a Porto Cervo, adesso posterai quella su un materassino ai Pioppi de Peschiera. Prima facevi il caghetta mettendo le stories col macchinone SUV grande come una bifamiliare.
sbandierare. Adesso posterai delle foto col gonfio fuori sulla tua Palio Weekend. Meraviglia, Prima sbandieravi al mondo che facevi una vita tutta gnocca e champagne. Adesso farai vedere che la vita tua nuova è tutta spuma e posta al market. In questa maniera otterremo una scarettata di vantaggi. Uno, il Poaretto avrà una fonte di reddito per tirarsi sulla petarina. Vedi? 2, il Fioretto forse sbasserà un cicino le arie sui social soprattutto, e magari nelle prossime dichiarazioni di rating dichiarerà il giusto o quasi. Ma questo è un bel servizio. Bravo. In più i finanzieri, invece di star lì a controllarli sui social, avranno più tempo per cuccare quelli che avevano i profumi dei duty free degli aeroporti. È vero. Quindi, cosa dire? Noi della JB Consulting and Communication siamo sempre un passo avanti. One step beyond, come dicevano i nomadi. Sì, non erano propriamente loro. Che loro, per via di lavare i veri ai semafori, ne sapevano. In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.